Città Murata 2019. Un grande applauso alle nostre 29 partecipanti che si disputeranno il titolo di Miss Pianiga 2019. Miss Città Murata è il concorso di bellezza più storico che esiste in Veneto. Quest'anno è giunta la 19ª edizione, è l'unico concorso che offre alla vincitrice della finale 1.000 euro in contratti di lavoro, sfilate, eventi e shooting, quindi la vera possibilità di entrare nel mondo dello spettacolo. Non mi resta altro che congedare le nostre bellissime Miss, le vedremo fra poco per la presentazione. Vai ragazze! Queste erano le nostre Miss, fra poco le rivedremo e la giuria inizierà a votarle. Un doveroso ringraziamento va innanzitutto al Comune di Pianiga per il sostegno nella realizzazione di questa serata, quindi grazie. E naturalmente farei un grande applauso anche a un ragazzo del mio staff, dello staff Elegance Eventi, che è l'artefice di questo evento, ovvero a Francesco Osto, che gioca in casa perché è di Pianiga. Un applauso. Questa sera vedremo appunto ben 29 Miss contendersi 4 accessi diretti per la finale di Castelfranco Veneto, che si svolgerà il 14 settembre in Piazza Giorgione, e altri 9 accessi invece per la semifinale, che si svolgerà questo venerdì, il 26 di luglio, a Cittadella, in Campo della Marta, serata a cui siete tutti invitati. Tutte le Miss sfileranno dapprima con il loro abito da sera, successivamente le vedrete sfilare con il costume che avete già visto, che è il costume ufficiale di Miss Città Murata by Paradise Beachwear. E prima di proseguire direi di chiamare la nostra madrina della serata. Lei è Miss Città Murata 2017, Nicole Cogo. Sono 2 anni che hai vinto il nostro concorso. Che emozione hai provato quella sera in Piazza Giorgione a Castelfranco? Buonasera a tutti, è sempre un piacere ritornare qui e bene, emozionante sicuramente, inaspettato, e data la serata un po' critica, pioveva e c'era brutto tempo, è stata proprio una bella soddisfazione. Cosa fai di bello nella vita? Qual è il tuo sogno nel cassetto, Nicole? Allora, io studio ingegneria gestionale a Vicenza e inoltre lavoro come modella e spero di laurearmi a breve e, se si può, continuare con questo lavoro. Cosa ti senti di dire alle ragazze che questa sera appunto stanno sfilando? Crederci, di non mollare mai, che anche se stasera non vinceranno è comunque una grossa opportunità e diventeranno sempre più responsabili, sempre più coscienti del loro corpo e sarà un successo. Bene, ricordiamo che la nostra Nicole, appunto madrina della serata, veste un abito di Mariangela Colato, di cui vi parlerò più tardi, ed è stata pettinata da Dario Beauty Identity. È giunto il momento di rivedere le nostre Miss, perché ora cominceremo con il concorso. Signore e signori, sigla!
Con il costume ufficiale di Miss Città Murata. Ricordo ai nostri giurati che questa è l'ultima possibilità di votare le nostre ragazze. Rivediamo la concorrente numero 1 che si chiama Francesca. Eccola voi in passerella. Numero 2, Sofia in passerella. E rivediamo anche la missa numero 3, Carolina. A voi Elena che sfila col numero 4. Prossima concorrente in gara, Miss che porta il numero 5, lei si chiama Alessia. Concorrente numero 7, Talisia. E dopo la nostra Talisa, Miriam, numero 8. Numero 9, vediamo ora in passerella Erika. Miss che porta il numero 10, è raggiunto il momento di Veronica.
numero 10, è giunto il momento della Miss numero 11, Elena. E dopo Elena, Maria Sole, numero 12. La Miss che porta il numero 13, ve la ripresento, lei è Claudia. Aurora porta il numero 14. Numero 15, Greta. Ai nostri giurati che questa è l'ultima possibilità di votare le nostre Miss. Continuiamo con la numero 16, lei è Morena. Numero 17, ecco in passerella nuovamente la nostra Benedetta. Numero 18, Giulia in passerella. Numero 19, rivediamo anche Martina. Numero 20, ecco Nicole, in passerella per voi.
Continuiamo con Rossella. Nuovamente in passerella Anastasia. Vi ripresento Nicole. Prossima miss in gara, la miss 25, lei si chiama Diletta. E vediamo anche la nostra miss numero 26, lei è Alice. Numero 26, è giunto il momento di rivedere la numero 27, Lumi, con i costumi by Paradise Beachwear. Vi ripresento Alice, eccola in passerella. Ma solo a livello numerico, lei è Daniela, numero 29. Con il costume ufficiale di Paradise Beachwear. Come dico io, i giochi sono fatti, perché ora prego il mio staff di raccogliere le schede della giuria.
per scoprire quali sono le vincitrici della serata. E prima però vi invito a seguire la nostra pagina Facebook Miss Città Murata, oppure seguiteci sui social, su Instagram, per conoscere tutte le altre novità, le altre cose del concorso. E allora, se le nostre Miss sono pronte, io direi di mettere la sigla per l'ultima volta e di chiamarle. Eccole, sigla! Le nostre Miss. Come vedete, due ragazze hanno già la fascia, perché nella precedente selezione hanno già vinto il lascia passare per la semifinale, e questa sera hanno gareggiato per vincere, per conquistare uno dei primi 4 posti per la finale. Qualora appunto vincessero una delle prime 4 fasce, cederanno la fascia che hanno addosso a un'altra concorrente, altrimenti appunto le nomineremo, ma poi si terranno la loro fascia e le vedremo lo stesso a Cittadella venerdì. E io prima ringrazio per i fiori Michela Di Pianiga, appunto per tutti i fiori che ha fornito alle nostre Miss, e anche per le fasce Zanandrea Tessuti di Pozzoleone. Iniziamo con la prima fascia della serata, ovvero la 13ª fascia. Vi ricordo appunto che le prime 4 Miss andranno direttamente alla finale, che si svolge il 14 settembre in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. Le altre 9 fasciate invece alla prefinale di questo venerdì a Cittadella. Invito a salire con la fascia di Miss Elegance 20 Katia Lovat, e andiamo a scoprire appunto chi è la prima fasciata che vince l'accesso alla semifinale. Eccola qui la nostra Katia. Miss Elegance 20 è la concorrente numero 10, Veronica Scotton. E ora la prossima fascia, Miss Zanandrea Colcogo, con la fascia Zanandrea, la nostra madrina. Miss Zanandrea è la concorrente numero 25, Diletta Tosetto, eccola! Miss G di Ferro Blog, consegna la fascia ancora a Katia Lovat. Vince un buono Amazon del valore di 50 euro. Miss G di Ferro Blog è la numero 14, Aurora Cardin. E ora andiamo a premiare Miss La Ruota Gym. Una ragazza, una delle ballerine, eccola che arriva. Come ricordaci il tuo nome? La nostra Sofia. Miss La Ruota Gym è la concorrente numero 18, Giulia Urbinati, anche lei in semifinale.
momento di conoscere colei che indosserà la fascia di Miss Matrix Informatica. Premia la nostra Irene. Eccola qui Irene, che lei è già una finalista del concorso. Vince l'accesso alla semifinale la concorrente che porta il numero 17, Benedetta Basso. Paradise Beachwear, Beatrice, vediamo chi abbiamo che consegna il Cogo, eccola qui la nostra madrina, Miss Città Murata 2017. Vince l'accesso alla semifinale la concorrente numero 4 Elena Pamio. Ecco, Elena è già una semifinalista, quindi non le mettiamo la fascia, il collo. Ci vediamo comunque a Cittadella, tu sei già una semifinalista, quindi niente, dobbiamo riassegnare la fascia. La fascia infatti va alla concorrente numero 22 Rossella May, eccola qua. E ora premia appunto Beatrice, la fascia di Miss BU. Vince l'accesso alla semifinale Miss BU la concorrente numero 28 Alice Lionello, eccola. Capinera, premia Elena Bordin, eccola qui che sale, buonasera. Mettiamo in centro così ci vedono anche distante. Sarà veramente un pubblico molto affiatato qui a Pianiga, tanta gente, sono veramente contenta. Allora andiamo a conoscere la Miss che anche lei vince appunto l'accesso alla semifinale, la concorrente numero 13, Claudia, eccola. La vedremo sfilare anche lei a Cittadella. Miss Soniflex, premia ancora Elena, benissimo. Vince l'accesso alla semifinale la concorrente numero 27 Lumi Simaschi Miss Soniflex, eccola. classificate che andranno invece di diritto alla finale
di Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto il 14 settembre. Fascia di Miss Baghera Calzature, consegna la fascia a Silvana Ceolto, vince l'accesso alla finale e il premio offerto da Baghera Calzature, eccola qui. La concorrente che è Miss Baghera Calzature, numero 20, Nicole Berlini, eccola! Andiamo a scoprire le prime 3 classificate della serata che vincono tutte e 3 un bocchetto di fiori offerto dalla Fioreria Michela, scusate, di Pianica. Terza classificata vince la fascia Miss Dario Beauty Identity, verrà premiata da Dario Rocco, eccolo, avvicinati pure Dario. Vince l'accesso alla finale, il bouquet e il premio offerto da Dario Beauty Identity, la concorrente numero 16, Morena Montin, eccola! La nostra Morena è una finalista, anche lei accede direttamente alla finale in Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. Grazie a Dario e alla nostra Irene. E ora la fascia di Miss Regenesis, consegnando la fascia a Francesco Osto e Gloria Costanzi. Beatrice porti i fiori. Abbiamo fatto lavorare questa sera le nostre finaliste. Vince il bouquet offerto dalla Fioreria Michela, il premio offerto da Regenesis e l'accesso alla finale. La concorrente seconda classificata Miss Regenesis, numero 23, Anastasia Nicoletti. Ora è giunto il momento della prima classificata. Invito a salire qui sul palco il sindaco Federico Calzavara per la premiazione e l'assessore alla cultura Chiara Cazzagonna. La nostra Nicola ha portato la coroncina, a Katia i premi, magari la fascia la facciamo mettere al sindaco. Cedo il microfono per un saluto al volo. Buonasera a tutti, complimenti all'organizzazione, complimenti a tutte le ragazze, bellissime, veramente anche brave, perché comunque mettersi in gioco, sfilare davanti a una folla di tante persone e davanti a una giuria che comunque dà i voti e dà il giudizio. Noi eravamo lì a fare un lavoro importante, però comunque mettersi in gioco e farsi giudicare è veramente una cosa difficile, quindi veramente complimenti a tutte le 29 partecipanti. Grazie a voi che siete stati qui stasera, contento di aver ospitato Miss Città Murata nel nostro parco di Villa Quirino Castelvaltenton. Ci saranno altre occasioni nei prossimi anni, noi siamo qui disponibili perché veramente è stata una bellissima serata e ovviamente vinca la migliore. Grazie mille al sindaco, noi volentieri, se vuole le facciamo firmare il contratto per il prossimo anno, ce l'abbiamo già pronto.
Sto scherzando, comunque certo a noi fa piacere, è un concorso che appunto sta prendendo piede, è storico perché ha 19 anni, però insomma si sta espandendo e siamo contenti di ritornare qui anche l'anno prossimo, quindi ci risentiamo. Due saluti anche da parte del nostro assessore. Saluto tutti e ringrazio comunque della grande partecipazione che c'è stata questa sera, è stata una serata bellissima, abbiamo visto ragazze bellissime e complimenti a tutte per tutto, grazie a tutte. Grazie, allora il lavoro della giuria infatti non è mai semplice, però questa sera dobbiamo dire che colei che è la vincitrice, ovvero il titolo di Miss Città Murata Pianiga, prima classificata, che vince l'accesso alla finale, il premio offerto da Dario Beauty Identity e i fiori, è la concorrente numero 24, Nicole Manzato! Eccola qui! Che iniziare con i ringraziamenti. Ringrazio appunto il Comune di Pianiga per il sostegno e realizzazione di questa serata di Miss Città Murata. Ringrazio nuovamente il Sindaco Federico Calzavare, l'assessore Chiara Cazzagol, la consigliera Elena Bordino. Grazie a tutti gli sponsor della serata, la Capinera, Cima Minutterie, Centro Estetico Regenesis, Soniflex, Mariangela Polato, Zanandrea Tessuti, Matrix Informatica, Dario Beauty Identity, Paradise Beachwear, BU, Zanandrea Tessuti, Maghiara Calzature e Fioregna Michela. Ringrazio anche B-Magazine, My Fashion Box, CD Ferro Blog, media partner dell'evento, tutti i giurati, il patron, Filippo Tavarite, tutte le miss che hanno partecipato, Nicole Cogo, Miss Città Murata 2017, Katia Lovans, Miss Terrazza Roma 2018, le altre miss ospiti, Beatrice ed Irene, i fotografi Daniele Dalla Vecchia, Paolo Pulese, Paolo Minato, Mario Bonesi di CD Ferro Blog per le riprese, il cantante Massimiliano Polato, le ballerine della Ruota Gym, Elena Sorato, Elena Favarotto e Francesco Osto per il backstage della serata, il nostro DJ e naturalmente tutti voi del pubblico che avete assistito a questa serata. Appuntamento a Cittadella, dove leggeremo Miss Cittadella, appunto la semifinale del concorso di bellezza di Miss Città Murata, oppure ci vediamo direttamente dopo l'estate, il 14 settembre in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto, dove conosceremo colei che sarà la Miss Città Murata 2019. Signore e signori, da Eleonora Sorato è tutto, grazie, arrivederci e buona serata!